Salve a tutti ragazzi, bentornati a questo nuovo video. Questo è l'ultimo episodio della mia serie del Tour di Venezia e oggi ci concentreremo sugli edifici che si trovano nel sestiere di San Polo e anche altri edifici che si trovano comunque nelle vicinanze per concludere il tour. Qua c'è la chiesa di San Rocco che si affaccia sull'omonimo campo e sempre sull'omonimo campo c'è la scuola grande di San Rocco che è anche l'edificio più importante del campo. E questa scuola era una delle più importanti di Venezia, insieme anche alla scuola grande di San Marco che avete visto in uno degli episodi scorsi, e potete ben capirlo anche dalla ricchezza dei marmi policromi e dalla pomposità della facciata. Se state anche ad analizzare abbastanza bene lo stile della facciata, vi accorgerete che anche questa, come anche la scuola grande di San Marco, presenta degli stili architettonici e come anche il resto dell'edificio che non sono ancora del tutto del tardo Rinascimento, come gli esempi palladiani o del Sansovino, ovvero quello stile rinascimentale maturo dove si prendevano gli elementi classici e si abbinavano secondo delle regole ben precise. Qui potete vedere come prendevano elementi dal classico e li abbinavano secondo la loro discrezione, senza sezioni auree oppure elementi successivi. Questa è l'abside di Santa Maria Gloriosa dei Frari, chiamata anche dei Frari, diciamo, è la chiesa più grande di Venezia e insieme anche alla Basilica di Santi Giovanni e Paolo. Questa è la facciata che si presenta anche abbastanza spoglia, anche più spoglia della chiesa di Santi Giovanni e Paolo che avete visto negli scorsi video. Non è nulla di che, presenta i tipici elementi dell'architettura gotica veneziana. La chiesa però è molto più importante all'interno perché presenta molti monumenti e era molto scelta e gettonata per luogo di sepoltura di personaggi importanti. Uno dei monumenti funebri è fatto anche dal Canova e presenta anche molte opere d'arte di artisti veneziani famosi e ovviamente l'ingresso è a pagamento perché è una delle chiese più importanti di Venezia e una delle attrazioni turistiche maggiori della città insieme alla Basilica di San Marco, ovviamente non così affollata, però comunque ha la sua importanza. Potete vedere comunque che anche questo campanile è abbastanza storto insieme ad altri campanili della laguna. Questa è una sequenza anche un po' cringe e velocizzata, però serve per far capire com'è muoversi a Venezia, che comunque è una città molto particolare perché non presenta un aspetto reticolare come altre città, come per dire anche Firenze, ma questo alternarsi di vie più larghe, più strette e più o meno affollate. E comunque qua ero veramente stanco perché avevo camminato ben quasi 30 km e ovviamente tutti gli episodi della serie del Tour di Venezia erano registrati in un unico giorno, quindi ero veramente sfinito. Ed eccoci arrivati a Rialto, una delle parti più famose di Venezia e anche tra le più affollate. Qua siamo sotto il porticato dove si trova anche il Banco Giro, ovvero una sorta di banca pubblica della Repubblica di Venezia, ovviamente non più in funzione, e potete vedere adesso qua le fabbriche vecchie di Rialto con anche una delle chiese più vecchie di Venezia, San Giacomo di Rialto, che non ha una data precisa di costruzione ma si presume dalla presenza di documenti che ne attestano l'esistenza successiva almeno al 1100. Qua potete vedere il Canal Grande con ovviamente il ponte di Rialto, costruito da Antonio Ponte, che il nome è un programma. Precedentemente il ponte era di legno ed era un ponte levatoio che si apriva perché c'erano ovviamente le barche a vela, e con gli alberi e tutto serviva comunque un ponte che si aprisse alla presenza delle barche che passavano. Però questo ponte in un'occasione dove c'era troppa gente crollò e si è pensato appunto di ricostruirlo però in un materiale ben più stabile perché la gente che muore non piace a nessuno, e Palladio aveva proposto un progetto però alla fine non è stato accettato ed è stato accettato quest'altro progetto che poi è diventato iconico perché ovviamente è una delle attrazioni di Venezia con tutti quanti i suoi mercatini. Questa è la scuola grande di Santo Doro, un'altra scuola di Venezia, un po' meno importante rispetto alla scuola grande di San Rocco, però comunque è abbastanza ricca come dettagli e particolari la facciata, tanto da sembrare quasi una chiesa. Adesso è diventato museo, si paga per entrare, comunque molto interessante se volete andarlo a visitare. Molto ricca la facciata con statue e semicolonne e accanto c'è la chiesa di San Salvador, che è una chiesa rinascimentale, tardo rinascimentale, potete vedere abbastanza bene la facciata che si è coperta dalle impalcature
e che quello era un gran peccato, però potete ben più vedere l'interno, che è anche abbastanza particolare, perché ha 3 cupole principali nella navata principale che illuminano la chiesa, insieme anche a delle finestre particolari, e le navate laterali sono sorrette da volte a botte e delle piccole cupole che vedete adesso. E in più ci sono questi drappi color rosso che sono molto particolari. Comunque spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un commento, mi piace, diffondetelo perché nessuno fa questo genere di cose su YouTube. Ci vediamo al prossimo video, Dantono Bene è tutto, passo e chiudo.